Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme melanzane alla sarda. Sono ottime come contorno, perfette magari come antipasto in una cena estiva o anche un pranzo estive e perché no anche sotto l'ombrellone. Le nostre melanzane sono veramente molto buone, si fanno con pochissimi ingredienti e ora vi faccio vedere come si fa. I nostri ingredienti sono 950 g di melanzane nere, 500 g di pomodori, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, sale, 2 spicchi d'aglio e pepe nero. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, prendiamo le melanzane, le priviamo appunto delle estremità. Ovviamente le melanzane bisogna lavarle e poi andiamo a tagliarle a fettine. Quindi lo spessore deve essere questo. Dunque adesso, man mano che le tagliamo, le posizioniamo in uno scolapasta e ci mettiamo del sale. Quindi facciamo così per tutte le melanzane. Ho affettato tutte le melanzane, le ho messe in un colapasta a strati e le ho irrorate di sale fino in questo caso, perché le lasceremo così circa 40 minuti. Il sale li aiuterà a far spurgare, diciamo così, l'acqua di vegetazione e poi dopo le nostre melanzane risulteranno molto più dolci. Per aiutare questo processo mettiamo un peso, possiamo mettere 2 o 3 piatti oppure un insalatiere, in modo tale che pressandosi le melanzane tolgano meglio l'acqua. Allora adesso prepariamo il condimento per le melanzane, quindi prendiamo i pomodori che io ho precedentemente lavato, poi cerchiamo di togliere un po' di semi, in questo modo, e teniamo solo la polpa. Ovviamente togliamo le parti dure. Quindi prepariamo in questo modo i pomodori. Quindi una volta che abbiamo tolto i semi dai pomodori, li tagliamo a dadini e li mettiamo in una ciotola. Ho quindi tagliato a dadini tutti i pomodori, li ho messi in una ciotola. Adesso triterò metà circa di mazzetto di prezzemolo, ora pulisco l'aglio e trito anche questo. Togliamo prima la parte centrale in modo tale che sia leggermente più digeribile. Aglio e prezzemolo tritati, quindi mettiamo nella ciotola. Ok, aggiungiamo olio extravergine d'oliva. Quindi adesso aggiungiamo un po' di sale, in questo caso 3 pizzichi, e poi anche un po' di pepe. Andiamo quindi a amalgamare tutti gli ingredienti, se qualcuno scappa, ok, e lasciamo macerare per circa una ventina di minuti.
Sono trascorsi 40 minuti, l'acqua di vegetazione è venuta via dalle melanzane, quindi le ho risciacquate, le ho asciugate e posizionate in questo piano con un canovaccio. Ok, a questo punto metto le melanzane su una pirofila con i bordi abbastanza alti. Le condisco con i pomodori che avevo lasciato a insaporire prima con l'olio, il prezzemolo, l'aglio e il pepe nero e anche il sale naturalmente. Quindi metto qui il mio condimento, completo il piatto facendo degli strati con le altre melanzane. Prima di infornare le melanzane mettiamo ancora un filo d'olio sopra. A questo punto possiamo infornare le melanzane ad una temperatura di 200 gradi, forno naturalmente è già caldo, o ventilato oppure statico. Nel caso in cui sia ventilato diminuiamo leggermente la temperatura di 10 gradi. Lasciamo cuocere 40 minuti. Le nostre melanzane dopo 40 minuti sono pronte, in questo momento sono ancora belle e calde. Per servirle le possiamo far intiepidire un pochino oppure addirittura sono buonissime fredde. Come ho detto all'inizio sono buone come antipasto, ottime come contorno. È un piatto questo che si può fare in tutte le stagioni, non solo in estate, perché ormai le melanzane le troviamo tutto l'anno. Quindi non vi resta che provare anche voi a cucinarle. Mi raccomando, se provate a farle mandatemi le foto, io le pubblico sui social, su Facebook e su Instagram. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta sarda, mi raccomando fate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticatevi della campanella di notifica, così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!